Torniamo ora a parlare di Fiera di Sant'Andrea. L'ex assessore Giorgio Barro vuol dire la sua, il servizio. A distanza di qualche giorno torniamo a parlare di Fiera di Sant'Andrea a Portogruaro. Si è parlato tanto di Fiera della crisi, Fiera ancora più in crisi con l'arrivo del commissario, e invece Giorgio Barro, già assessore alle attività produttive. Lei che Fiera di Sant'Andrea ha potuto vedere e ammirare? Beh, ci sono 3 punti a mio giudizio in cui bisogna soffermarci. Il primo è innanzitutto che la Fiera di Sant'Andrea è una fiera amata dai cittadini e quindi con questa godibilità diciamo che la fiera, per la partecipazione, per la presenza del pubblico, è una fiera riuscita. Quindi un plauso alle associazioni di categoria, un plauso agli uffici comunali che hanno collaborato, un plauso alla Proloco, che sono riusciti da un certo punto di vista a offrire un prodotto buono ma che la gente ha apprezzato. Secondo punto di vista è un po' più tecnico, chiaramente non essendo possibile avere certi finanziamenti, diciamo che molte iniziative dal punto di vista culturale e anche ludico diciamo che non ci sono state e questo qualcuno che aveva un po' l'occhio un po' più tecnico sicuramente l'avrà notato. Penso che il terzo punto è anche quello in cui spero a mio cuore che sia andato meglio, è che essendo una crisi economica così forte per i commercianti del Portogruaro ci sia stata una boccata d'ossigeno e quindi questo sicuramente, al di là di tutti i discorsi, se si è riuscito in questa iniziativa allora la festa è andata bene. Sono stati evitati gli sprechi secondo lei? Ma non è che sono stati evitati gli sprechi, perché ci sono alcune cose che si potrebbero modificare e non vuol dire che le altre volte sono state fatte degli sprechi. Diciamo sono state tagliate iniziative che a mio giudizio hanno valore, contestualizzate all'interno della Fiera di Sant'Andrea, che la gente apprezzano, però la gente ha voglia anche di una godibilità della festa che con l'aiuto delle condizioni atmosferiche favorevoli riesce sempre molto bene.